C'è un futuro da costruire. Dopo che Renzi ha messo il dito nella piaga e ha aperto la crisi politica, in Italia cercasi governo. Al Quirinale vanno di scena le consultazioni del capo dello Stato, ma la sensazione è che senza Italia Viva, centrosinistra e Movimento 5 Stelle non abbiano una maggioranza. Noi abbiamo chiesto un governo politico con un patto di legislatura da qui al 2023 sui contenuti. Non abbiamo posto veti sui nomi e insistiamo dicendo che dobbiamo lavorare affinché questo governo abbia una maggioranza solida e faccia cose utili al Paese. Abbiamo capito che senza di noi, senza Italia Viva, non c'è una maggioranza. Senza Italia Viva i conti non tornano e non torna nemmeno Conte. Parola della senatrice vicentina Daniela Sbrollini, che rilancia i grandi temi, i nodi che vanno sciolti per tenere in vita il paese, a cominciare dalla crisi economica. Nel Vicentino ci sono tavoli aperti con aziende come Foral e Lovato Gas che non subiranno contraccolpi e rallentamenti dalla crisi di governo. I tavoli sono aperti, quello va avanti perché ci sono i funzionari dei ministeri che comunque continuano a lavorare e quindi non si ferma fortunatamente questo lavoro. Se il governo si è impantanato e gira a vuoto, le attività produttive sono ferme e le partite IVA sono sul baratro. Non possiamo andare avanti solo con i ristori, adesso settimana prossima avremo 1000 proroghe e ristori quinques, faremo il massimo per le partite IVA, i lavoratori autonomi, dove siamo riusciti ad equipararli ai lavoratori dipendenti e quindi dovranno accedere a tutti gli aiuti e i sostegni, ma qui serve riaprire e i commercianti non possiamo più dare loro solo i ristori. Bisogna riaprire, come chiedono le attività vicentine, e una delle strade più promettenti è quella del passaporto vaccinale. Sicuramente quello che chiederemo, come è stato posto anche ieri al Presidente Mattarella, è proprio di parlare di questi temi, cioè riaprire tutto in sicurezza, che significa un piano vaccinale che adesso si è fermato e invece va ripreso immediatamente e un passaporto vaccinale perché questo garantirebbe sicuramente una maggiore sicurezza alle persone di poter circolare e quindi anche ai luoghi di lavoro di poter riaprire.